Io sono Catalina, vengo dall'Ecuador. Sono Jenna, delle Filippine. Io sono Mohammed Amin, sono algerino. Welcome to Assisi. This is Economy of Francesco. Che cos'è Economy of Francesco e quando è nato? Economy of Francesco è nato come una iniziativa attraverso una lettera, infatti, del Papa Francesco per i giovani, per cercare insieme un nuovo modello economico, soprattutto non solo uno, sino diverse alternative economiche che già esistono nel mondo o che possono esistere. Noi giovani abbiamo voluto rispondere a questa chiamata e abbiamo insieme deciso di trovarci insieme e cominciare a dialogare su queste alternative economiche che possono esistere per non avere soprattutto un modello economico che sfrutta le persone e che non mette in centro alla persona. Siamo qui nella cappella della Basilica di San Francesco d'Assisi. Ci siamo divisi in diversi villaggi, che sono diversi gruppi, con diverse tematiche. Il risultato di questi mesi che abbiamo lavorato insieme nei villaggi, abbiamo individuato 12 punti. Sono dei punti anche abbastanza importanti: l'abolizione dei paradisi fiscali, o il tema della custodia dei beni comuni, o ancora il lavoro dignitoso per tutti, un'istruzione di qualità, o l'introduzione del comitato etico indipendente in ogni banca. Secondo me proprio questi 12 punti sono chiari e dicono proprio dove vogliamo arrivare. Un anno fa l'Economia di Francesco ha cominciato il suo viaggio con giovani economisti, imprenditori e change makers di tutto il mondo. Migliaia di loro hanno fatto le valigie con entusiasmo e impegno. Dal primo sì hanno iniziato ad avviare questo processo di cambiamento verso un'economia giusta, inclusiva e sostenibile. In attesa dell'evento di novembre, più di 300 eventi preparatori in tutto il mondo hanno coinvolto università, parrocchie, aziende e organizzazioni a livello globale. Sono stati intrapresi tanti webinar che hanno chiamato seminari online, che andavano verso un mondo che riflette su un'economia diversa, come ha chiesto di fare Papa Francesco. In quei giorni dell'evento abbiamo avuto quasi 200.000 visualizzazioni, che è tantissimo perché in marzo aspettavamo solo 2.000 persone, no? Siamo qui e vogliamo continuare con voi. Non vi lasciamo da soli. Con tutto il comitato organizzativo, innanzitutto grazie per fare in modo che Papa Francesco credesse in voi come giovani, avesse fiducia in questo movimento di economisti e imprenditori. E grazie a San Francesco. L'economia di Francesco ha 8 secoli, ma ha ancora un futuro, perché l'economia del presente e l'economia del futuro è la vostra economia. Ciascuno di voi, a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto. Non scegliete le scorciatoie che seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate. Niente scorciatoie. Lievito. Sporcarsi le mani. Il messaggio del Papa è un messaggio universale, dove ci invita tutto il mondo a fare parte di questa, a essere impegnati a quei problemi che esistono nel mondo. A me veramente il messaggio è molto forte: essere creativo, anche capire te stesso prima, cosa vuoi fare in questo mondo e come si può dare questo contributo. Avete ascoltato storie provenienti da giovani changemakers da tutto il mondo. Qual è quella che vi ha colpito di più? Sì, a me veramente c'era questa piccola ragazza, io direi una grande ragazza, perché in questa sessione di Young Enough to Change the World, è lì che si chiama Lily, e lei sta facendo in Thailand, sta facendo un lavoro, diciamo, pazzesco. A 13 anni. Sì, a 13 anni si fa questo lavoro e lei è già impegnata nell'ecologia e questa storia veramente a me mi toccava molto. Ho lavorato molto in ambito ambientale. Negli ultimi 6 anni ho parlato con rappresentanti governativi in Thailandia, molti uomini politici, brand importanti.
proprio per sensibilizzare nei confronti dell'utilizzo della plastica, scegliendo magari soluzioni più ecocompatibili. Fondamentalmente ciò che mi ha ispirato è la speranza nel futuro. C'è una regola che può sintetizzare tutto il nostro impegno. È la regola d'oro, presente in tutte le grandi religioni e condivisa da tutte le persone di buona volontà. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.